E a proposito di danni e a proposito di pesce e di pesca, il carbone è una delle fonti più inquinanti per l'inquinamento da mercurio. Il carbone può contenere fino a 150 volte le quantità di mercurio presenti nell'olio combustibile. Il metilmercurio derivato dall'azione dei geni anaerobici sul mercurio inorganico può causare ritardo mentale, difficoltà di apprendimento, ritardo dello sviluppo neurologico, deficit del linguaggio, della funzione motoria, dell'attenzione e della memoria. Tant'è vero che l'Inghilterra, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Canada e Australia, poiché sono stati elevati livelli pericolosi di mercurio in alcuni tipi di pesce, allo scopo di proteggere la popolazione più a rischio, bambini, donne, eccetera, è stato consigliato di non mangiare o limitare l'assunzione del tipo di pesce nei cui tessuti è stata trovata una dose pericolosa di mercurio. Mi pare di capire, se vanno ricordo che nel Polesine l'attività di pesca è un'attività importante. Gli ultimi dati. L'Agenzia per l'Ambiente statunitense ha prodotto un documento che qui è riportato, è la valutazione globale sull'atmosfera del mercurio, e ha stimato che gli impianti che bruciano carbone sono la sorgente di circa il 40% del mercurio emesso a causa di attività umane negli Stati Uniti, e stimano che siano il 25% a livello mondiale, cioè le centrali a carbone sono responsabili del 25% del carbone emesso, scusate, del mercurio emesso dalle centrali a carbone che ci ritroviamo in tutto quanto il mondo. Ci sono anche conseguenze sulla produzione di ozono che fa molto male a livello atmosferico, mentre in troposfera ci salva degli ultravioletti, a livello atmosferico, se vi ricordate, ogni estate si dice le persone anziane e i bambini piccoli teniamoli a casa perché c'è l'ozono. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ci dice che le polveri di diametro inferiore a 2 micron e mezzo, quindi non è il PM10 di cui sempre si parla, ma stiamo sotto i 2,5, causano ogni anno in Europa 348.000 morti premature. E poi ci sono 100.000 casi di danni respiratori o cardiaci, 30 milioni di day hospital per ricoveri per danni respiratori, molte centinaia di milioni di attività perse ogni anno e così di seguito, più 700 morti infantili, come morti premature dovute a queste cose. E un'ultimissima cosa, non posso fare così lunga, l'ultimissima cosa, si dice sì, va bene, ma voi state a guardare il particolare fine delle centrali a carbone e quando c'è il traffico. Benissimo, allora qui c'è una diapositiva che ci dice i dati sono dell'Unione Europea, d'accordo? Sono tutti i pericoli che è interessato, vi posso anche dare il PowerPoint, ci dice che esattamente la metà delle polveri fine e ultrafine sono generate dalle esalazioni industriali. In Italia il termoelettrico, come risulta peraltro anche dai dati sul volantone, la fa da padrone, quindi quando si parla di polveri ultrafini con quel meccanismo tremendo di cui vi parlavo prima, di, come dire, incapsulamento, chiamiamolo così, a livello cellulare di questi metalli pericolosi, quando si parla di polveri ultrafini sappiamo che stiamo parlando per metà di cose che vengono fuori dall'industria e a occhio e croce per un'altra buona metà vengono fuori proprio dalle centrali termoelettriche. Il carbone è, per i motivi che dicevo anche prima, un pessimo candidato a generare una serie di stampi. Scusate, perché vi ho intrattenuto su materia che non è mia? Perché mi sembrava che queste cose le doveste sapere, perché dopo che è stata aperta quell'indagine che l'Istituto di Tumore di Milano ci dice queste cose sul passato, dobbiamo essere ben pronti e vigili sul futuro. È chiaro? E permettetevi, io qui a chi ha organizzato questo nostro incontro proporrei che assolutamente, in assenza fatto criminale, perché non c'è l'osservatorio epidemiologico che continua a fornire dei dati, che continua un'indagine
immagini oggi che sono lunghe e costose, però vanno fatte a tutela della salute dei cittadini. Io chiedo che chi ha organizzato questo nostro incontro ne organizzi uno nel quale queste cose che vi ho detto così a braccio siano l'oggetto di un'informazione ai cittadini per quello che riguarda gli aspetti pneumologici, oncologici e radiologici. È chiaro? Io credo che il seno delle associazioni, dei cittadini consorziati in questa iniziativa, sia in grado di mobilitare competenze e intelligenze e sia in grado di cominciare a dare una risposta ai cittadini su questo terreno. Perché, se mi permettete, è ben vero che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, ma è ben vero che c'è una norma costituzionale che prevede la invarianza delle condizioni di cittadino rispetto al posto dove vive. E così non è se in un posto noi abbiamo delle ricadute, un livello di inquinamento che mina direttamente e gravemente la salute dei cittadini. Con una avvertenza, badate, qui non stiamo facendo NIMBY per capirci, né vi dico cos'è questo acronimo perché ormai lo sanno anche le poltrone. Qui noi stiamo parlando in virtù di questa risposta molto intelligente che dà l'ENEL, ma noi facciamo alti cammini, sembra di sentire parlare SIU, alti cammini, beh, en passant, in virtù dei dispositivi che devo fare per abbattere i fumi, da questi alti cammini i fumi escono con una temperatura 40-50 gradi più bassa di quella per la centrale del combustibile, il che vuol dire che il pennacchio termico, che è quello che innalza, è una sorta di ulteriore cammino finto, che innalza le iniezioni dei fumi e la porta addirittura sulla mesoscala, cioè la fa viaggiare fino a 2000-3000 gradi di distanza, con una temperatura così più bassa, 90 invece di 140, questo non accadrà. E quindi sicuramente avremo una scala di diffusione degli inquinanti che riguarda come minimo tutta la Valle Padana, 100, 200, 300 km. Quindi facendo questa battaglia non stiamo pensando solo fatemi essere morgani, intanto si secca la mano nelle tasche agli italiani, non stiamo pensando solo alla pelle del Polesine, stiamo pensando alla salute di tutti i cittadini della Valle Padana. Questo forse dobbiamo riuscire anche a cercare di far capire non solo nella provincia di Rovigo ma in distretti un po' più ampi. Credo che ci possiamo assumere, vedo responsabili nazionali e associazioni, ci possiamo assumere questo compito di far capire che Porto Tolle è un problema nazionale, lo è dal punto di vista della salute, come molto brevemente, scusatemi, e rozzamente ho cercato di mostrarvi, lo è, e concludo, da un altro punto di vista molto preciso. È inutile che si critichi il governo per la follia nucleare, ha perso per la seconda volta, io penso che a questo punto ci debba mettere una pietra sopra, ce l'hanno messa i cittadini italiani. Però è anche inutile fare sempre riferimento a soluzioni alternative, a modelli più sostenibili, a risparmio energetico e fonti rinnovabili, che peraltro sono gli obblighi vincolanti che ci dà l'Unione Europea nel 2020 con i famosi 3,20%, spero che non abbia un santino con i 3,20% europei, obblighi vincolanti anche per l'Italia, ma se ci vogliamo muovere in quella direzione ci vogliono risorse, ci vogliono quattrini, perché la green economy non decolla da sola, ha bisogno di una base di incentivi. E allora scusate, dove sono impegnati oggi i soldi nel settore energetico? Sicuramente negli apportamenti che hanno cominciato a fare l'ENEL per fare il nucleare, ma sicuramente quasi cash i soldi che l'ENEL deve mettere a disposizione per realizzare le conversioni a carbone. 2,5 miliardi di euro qui a Porto Tolle, ma cifra analoga negli altri posti che dicevo. Ma allora, se gli impegni in energia che il governo avala, anzi addirittura fa le norme ad azienda ormai, quelle per fregare la sentenza del Consiglio di Stato, va bene? Modifica l'articolo 45 della norma finanziaria, tutti quanti adesso che lo conosciate, beh, se il governo fa questo, dove sono le risorse pubbliche per dare lo start-up a questa economia che sia più sostenibile, che dia posti di lavoro buoni e duraturi, come credo tutti quanti noi vogliamo? E allora rendiamoci conto che anche per questo aspetto
non solo quello sanitario, ma quello che invocavano i lavoratori in breve. Anche per questo aspetto, se noi vogliamo non i 200 posti della centrale di Porto Tolle riconvertita a carbone, ma alcune migliaia di posti di lavoro buono che non ammazza la pelle dei cittadini, credo che dobbiamo fare una grande battaglia perché queste risorse non vengano devolute a fare il carbone che fa male alla salute e anche alle nostre tasche. Bene, sono le tasche del Veneto, guardate bene, su questo altri interverranno, e cerchiamo di fare una grande battaglia che ha tutto il respiro nazionale e, permettetemi, a tutto il richiamo a quel popolo del referendum che è andato a votare alla grande, certo insofferenti di essere preso in giro, ma non casualmente su alcune grandi tematiche ambientali come sono l'acqua e l'energia dei comuni. Grazie.